Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Verrete con gioia alle fronti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore Onnipotente e misericordioso, attira verso di te i nostri cuori, poiché senza di te non possiamo piacere a te solo bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo. Mi ha fatto vedere i loro intrighi. E io, come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che tramavano contro di me e dicevano: abbattiamo l'albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi. Nessuno ricordi più il suo nome. Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Salvami da chi mi perseguita e liberami, perché non mi sbrani come un leone, dilaniandomi senza che alcuno mi liberi. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza che è in me. Cessi la cattiveria dei malvagi. Rendi saldo il giusto, tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Il mio scudo è in Dio, egli salva i retti di cuore.
Dio è giudice giusto, Dio si sdegna ogni giorno. Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea. Non dice la Scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ormai lo abbiamo capito bene. La Quaresima è il tempo forte nella quale, attraverso la conversione, possiamo ritornare a Dio con tutto il cuore. Non dobbiamo però fraintendere questo dato di fatto, pensando magari di dover fare da soli tutto questo lavoro interiore di cambiamento e di ritorno al Signore. La colletta di questa giornata, infatti, ci è fatto pregare così: Signore onnipotente e misericordioso, attira verso di te i nostri cuori, perché senza di te non possiamo piacere a te sommo bene. Impariamo dunque che senza Dio e il suo aiuto in particolare non è possibile affrontare un'autentica Quaresima. Dall'altra parte impariamo altresì di aver certamente bisogno della preghiera, della vita sacramentale, anche se sospesa in questo periodo, della grazia di Dio per realizzare quella conversione così da piacere a Dio. Ma è chiaro che una parte significativa del lavoro lo dobbiamo fare noi, con il nostro impegno e con la nostra perseveranza. Ricordiamoci che sia l'impegno che ci metteremo, sia il frutto che verrà, i frutti che verranno da questo impegno, tutto sarà dono di Dio. A Lui dobbiamo chiederlo, da Lui dobbiamo ottenerlo. Il profeta Geremia, nella prima lettura di oggi, ci ha parlato di un uomo descritto con i tratti di un agnello mansueto. Sembra di sentire riecheggiare anche altri passi dell'Antico Testamento, dove si parla esattamente di questo agnello. Per esempio, riecheggiano le parole del profeta Isaia, che nel capitolo 53, ai versetti 6 e 7, così scrive: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi posatori.
In tale drammatica situazione, questo uomo, visto come un agnello condotto a morte certa dai suoi nemici, si rivolge a Dio perché egli ascolta la sua causa. Un Dio percepito come un rifugio sicuro, così ha sottolineato il Salmo responsoriale, in particolare nel ritornello che tutti insieme abbiamo ripetuto. A noi che oggi siamo messi di fronte a questa pagina biblica non è permesso di restare muti spettatori che assistono inermi a un desolante spettacolo, ma siamo chiamati ad entrare dentro questa parola da veri e propri protagonisti. E allora in questo uomo non vedremo solo l'anticipo di quel Cristo che muore in croce per noi tra atroci sofferenze, ma vedremo in questo uomo l'immagine di ciascuno di noi, quando ci troviamo in particolare a fare i conti con la prova e con il dolore. In questo uomo condotto al macello, proprio oggi, possiamo vedere e riconoscere i tanti fratelli e sorelle sui letti delle terapie intensive di tanti ospedali, piagati come sono nel corpo e nello spirito, e che cercano di affrontare come possono la sfida del coronavirus. In questo uomo condotto al macello possiamo vedere anche la fatica, la sofferenza, la frustrazione dei tanti medici, infermieri e operatori sanitari che stanno dando anima e corpo per curare e alleviare il male dei loro pazienti e che di fronte alla morte di uno di questi assistiti non possono fare più nulla. In questo uomo condotto al macello possiamo vedere anche il dolore dei familiari delle vittime del Covid-19, causata non solo dalla morte dei loro cari, ma anche dal fatto che non possono salutarli come invece si converrebbe umanamente e cristianamente. In questo uomo condotto al macello vediamo la sofferenza di tanti vescovi che soli nelle cappelle dei cimiteri delle loro città benedicono per l'ultima volta le salme dei loro, per così dire, eroici sacerdoti che magari hanno adempiuto i loro doveri fino all'ultimo, a rischio della loro stessa vita, o che hanno donato il respiratore e dunque la loro stessa vita a un'altra persona. Davanti a tutto ciò anche noi ripetiamo le parole del Salmo: Signore mio Dio, in te ho trovato rifugio. Ripetiamo queste parole perché salgano a Dio, perché guardi le sue creature, ne abbia compassione, le sostenga e le consoli. Non possiamo infatti, fratelli e sorelle, andare avanti nella vita in questi giorni come se niente fosse, come se in qualche maniera coloro che soffrono, qualunque sia la loro malattia, non ci riguardassero. Invece ci riguardano come? Soprattutto come esigenza di pregare per loro, assumendo così quell'atteggiamento di solidarietà soprannaturale per la quale ogni uomo sostiene l'altro per il mistero della comunione dei santi. Abbiamo poi ascoltato il Vangelo, nella quale accade qualcosa di strano e a cui non siamo solitamente abituati. Non è Gesù a parlare questa volta, ma sono esattamente gli altri a parlare di Lui. E in ciò possiamo sentire le varie opinioni che circolavano allora. Alcuni lo riconoscono, altri no. Ma nessuno però può fare a meno di parlare di Lui. E anche oggi accade come allora la stessa cosa. Tutti parlano di Gesù, riconoscendolo come il Figlio di Dio o riconoscendolo semplicemente per un grande uomo, nulla di più. Ma è proprio il mancato riconoscimento da parte di qualcuno a riguardo di Gesù che colpisce nel racconto che ne fa San Giovanni l'Evangelista. Questi infatti hanno una propria opinione sul Messia che deve venire, ma Gesù
non riesce a stare dentro a queste loro idee. È riproposto quello che è un grande problema dell'uomo di oggi come dell'uomo di allora, ovvero la sua pretesa di etichettare Dio, di catalogarlo e insieme a Lui di etichettare, di catalogare la sua opera e il suo modo di entrare nelle vicende umane. Sembra quasi che Dio sia obbligato a seguire i piccoli, anzi piccolissimi criteri umani. Sembra quasi che Dio debba chiedere all'uomo, ad ognuno di noi, che cosa e come egli debba fare qualcosa, oppure a chiederci il permesso di poterla fare. E invece Dio ci sorprende sempre, supera le nostre attese e le nostre categorie. Facciamo allora in modo che questa Quaresima ci faccia diventare sempre più religiosi, cioè uomini e donne pronti alle sorprese di Dio, vivendo nella totale e piena disponibilità a cambiare le nostre convinzioni, sempre troppo piccole di fronte a Dio, per far spazio al vero ed autentico volto del Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Dio, questa offerta di riconciliazione e con la forza del tuo amore piega a te, anche se ribelli, le nostre volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità, riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene
Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni come fusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, l'unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Maddalena, Giovanni, Attilio, Ermelina, di Dirigo Cesare e di Pozzoida, dei defunti delle nostre comunità parrocchiali e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a vedere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Corpus Magnum de Maria Virgine, vere sum immolatum in cruce prominere, cuius natus perforatum fluxit aquae sanguine, esto nobis pregustatum, mortis sine examine. O Iesus dulcis, O Iesus Kyrie, O Iesus Filii Mariae. Preghiamo. Padre misericordioso, il tuo Spirito operante in questo sacramento ci liberi dal male e ci renda degni della tua benevolenza, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Peter Erdős, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate d'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato
per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare, sia individualmente sia in comunità, per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia del lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo vi spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave